Almeno così i rumors dicono fumata bianca assicurata, no? Per quanto riguarda l'approvazione poi del bilancio. Beh, direi di sì. Credo che il nostro bilancio prospetta importanti caratteristiche di miglioramento per la città e si concentra a tutto tondo sui bisogni della città, quindi nei quartieri, nel centro e nelle diverse urgenze che vengono anche dal fatto che per troppo tempo c'è stata poca cura strutturale negli elementi fondamentali di funzionamento della città e quindi noi oggi vogliamo riallinearla e rilanciarla anche da questo punto di vista. Sì, ci sono ovviamente delle argomentazioni, delle voci che non convincono pienamente, ad esempio nulla è previsto ad esempio per l'Odeon che è stato acquistato e non si sa che cosa se ne farà, non c'è alcun tipo di programmazione, poi ci sono vabbè, gli 800.000 euro per il Gattile. Diciamo, poi ci sono tutta una serie di cantieri che verranno avviati, no, nel 2025 che in realtà derivano proprio dal passato, quindi non è vero che non si è fatto niente ed è abbastanza imbarazzante che lo debba ricordare io, però sono dati di fatto. Oggi leggevo il giornale e mi pare che Villa Toppano viene da quelli di prima, come si suol dire, via Zanon lo studio di fattibilità è stato fatto, quindi c'è anche un passaggio di consegne nei vari cantieri. Alcune cose insomma saranno da rivedere e da esaminare insomma.